26 anni fa la strage di Via D'Amelio. Ieri, vigilia della commemorazione, si è tenuto ad Agrigento un convegno organizzato da Giuseppe Miceli e Simona Faga, presidente e segretaria della sottosezione agrigentina dell'Associazione Nazionale Magistrati. Presente per raccontare la sua storia, finalmente a viso scoperto, la testimone di giustizia Piera Aiello, oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle. Che effetto le fa tornare ad Agrigento a viso scoperto? Ah, bellissimo, prendo un sole, posso abbronzarmi, scherzo. No, è una bella cosa perché adesso basta nascondersi, dopo tanti anni è giusto ritornare qui da persona libera in tutti i sensi. Lei è un deputato nazionale e dopo una campagna elettorale da invisibile. Sì. Come ha scelto? Perché ha scelto il Movimento 5 Stelle? Perché rispecchiava tutto quello a cui io credo, la verità, la giustizia, la legalità, sono persone veramente per bene e hanno un programma che mi rispecchia in tutto e mi hanno dato la possibilità di uscire allo scoperto e mi piaceva proprio il loro modo di fare. A moderare il convegno la giornalista Elvira Terranova. Il ricordo della strage di Via D'Amelio con tante domande ancora senza risposta. È una strage che ha posto diversi interrogativi, non tanto per la componente di Cosa Nostra, quanto per i noti depistaggi che tutti ormai abbiamo appreso. Certo, ora non si tratta più di ipotesi investigative perché sono sorrette da una sentenza di primo grado. C'è stato un depistaggio accertato, resta da capire per quale motivo. I figli chiedono verità. Certo, e questa verità bisogna cercarla anche a costo di mettere a nudo le carni dello Stato. Avete organizzato un convegno con la presenza di una donna che oggi torna a nuova vita. Sì, è stata, devo dire, un'intuizione della collega Faga questa, ne devo dare atto, che ha pensato appunto all'onorevole Aiello. Ci è sembrato assolutamente, come dire, la persona adatta proprio anche per questo convegno, visto che l'onorevole Aiello ha cominciato a rendere le sue dichiarazioni a suo tempo proprio al dottore Paolo Borsellino, quindi in qualche maniera si chiude oggi il cerchio. Noi per motivi organizzativi la commemorazione la celebriamo oggi perché la commemorazione che facciamo oggi si inserisce in un calendario un po' più ampio di commemorazioni organizzate a livello distrettuale dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione Palermo e sottosezioni di Agrigento, Trapani e Marsala, quindi anche per non accavallarci abbiamo deciso di dislocare un po' gli eventi. Dalla mafia alle mafie, l'agenda della mafia che si rinnova, conversazioni su un fenomeno senza volti e confini. Questo il titolo del convegno che ha visto la presenza delle massime autorità, tra cui l'arcivescovo di Agrigento Montenegro e il prefetto Caputo. Nel titolo del convegno si parla di agenda di mafia, della mafia, e la mente va all'inquietante scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino, di cui si parla ancora oggi. Beh sì, proprio alla vigilia del 26° anniversario della strage di Via D'Amelio inevitabilmente si parla anche del mistero dell'agenda rossa, questa agenda che aveva con sé il dottore Borsellino prima di essere ucciso insieme ai suoi agenti di scorta e che a un certo punto è sparita. Sono passati 26 anni e anche la figlia Fiammetta Borsellino proprio oggi ha chiesto nuovamente notizie per cercare di capire che cosa è accaduto, perché questa agenda rossa è scomparsa e perché questo mistero continua a durare ormai da 26 anni nonostante siano stati celebrati diversi processi.